È un libro interessante, quello scritto da Maria e Nazareno Leonardi per le edizioni Antiga ed è dedicato alla Pedemontana Veneta, la strada che unisce la provincia di Vicenza con la provincia di Treviso. È un libro che racconta la storia dei territori attraversati e che dà un'interpretazione originale dei caselli autostradali. Andiamo a sentire gli autori del libro. Nazareno Leonardi, un libro che descrive la Pedemontana. Lei ha dedicato parte della sua vita e del suo tempo a raccontare un territorio che adesso è attraversato finalmente da una strada. Sì, finalmente abbiamo la possibilità di collegare il Vicentino e il Trevigiano e alcune zone molto particolari del Veneto, che sono le zone pedemontane, quindi sotto gli altipiani. Conosciamo tutti il Pasubio, l'altopiano di Asiago, il Monte Grappa. Ecco. Sotto quelle zone lì ci sono ovviamente queste colline con queste cittadine bellissime, con i borghi storici, Valdagno, Arzignano, Tiene, Marostica, Bassano del Grappa, Asolo, e poi c'è ovviamente un tessuto produttivo di grande valore. Quindi un tessuto che ha un'origine molto antica, già nell'Ottocento i Marzotto e i Lanerossi erano conosciuti come i più grandi pionieri dell'industria. Per fortuna questa zona è ancora una delle zone manifatturiere più importanti del Veneto ed ora c'è una strada che unisce i territori, unisce la gente, ma permette anche di attraversare in modo diverso una parte del Veneto. Ogni casello, avete ricordato nella presentazione, potrebbe davvero essere un distretto turistico per scoprire tanti territori. Da casello a casello c'è una diversità importante, notevole e bella. Sì, allora abbiamo chiamato i caselli come hub turistici, quindi se uno vuole attraversare questa parte del Veneto e uscire ad esempio al casello di Bassano del Grappa avrà la possibilità di vedere tantissime cose a partire dalla città, ovviamente poi il Monte Grappa, le ville che ci sono attorno, tutto il sistema legato al fiume Brenta e via. E così per tutti i 14 caselli della superstrada pedemontana veneta. Quindi una strada che ci permette di attraversare velocemente il territorio ma anche di soffermarci in questo territorio e quindi di raggiungere luoghi che pochi conoscono, perché a volte sono anche difficili da raggiungere, che però ora sono ovviamente alla portata di mano, alla portata di tutti. Pedemontana Veneta tra paesaggi, turismo e manifattura è il titolo del libro che ha scritto Maria Leonardi con Nazareno Leonardi, che è tuo padre. Come è nata l'idea e soprattutto come è nata l'idea di scrivere un libro con il proprio genitore? Allora, sostenuti da Antiga Edizioni, abbiamo deciso appunto di scrivere questo libro. Partendo dalla costruzione della superstrada pedemontana veneta, l'intento era quello di parlare sia della superstrada ma soprattutto dei paesaggi che questa superstrada attraversa. Quindi il libro è un continuo avvicinarsi e allontanarsi dal tracciato e porta questa visione trasversale, non solo longitudinale del territorio, quindi non solo la superstrada collega due punti A e B distanti che oggi invece diventano molto vicini tra loro, ma anche la storia, il libro racconta appunto le storie di tanti paesaggi diversi che si possono attraversare. Quindi i 14 caselli della superstrada vengono intesi come 14 nuovi hub turistici, porte di accesso ad un territorio variegato, fatto di pianure, di colli, di vallate minori e anche vallate maggiori, di montagne retrostanti, e quindi appunto ci racconta molto e molte diversità. Allora, naturalmente la superstrada pedemontana veneta è un'arteria fondamentale per lo sviluppo, per l'economia, ma passando al turismo veramente può consentire di muoversi in auto, magari portando con sé la bici o poi camminando, e fermarsi davvero a vedere una storia che cambia, che ha una sorta di stratigrafia nelle varie province che attraversa.
Esatto, ha detto bene, si è voluto parlare molto della storia di questo territorio nel libro, ma è importante anche dare uno sguardo verso il futuro, verso i futuri che questo nuovo tracciato appunto apre, perché tutta una serie di territori saranno liberati da un traffico pesante che invece oggi si concentrerà più lungo queste arterie, e quindi possono essere anche visitati in maniera diversa, percorrendo luoghi in maniera lenta, quindi con altri mezzi di trasporto, e conoscendolo anche per i futuri che ospiterà che ospiteranno questi territori. E quindi nel libro si parla anche molto di manifatture, di nuove manifatture che ci sono su questo territorio, di manifatture che restano, danno lavoro a molte persone e devono oggi essere raccontate in maniera diversa, perché un altro degli aspetti principali del libro è proprio appunto descrivere un territorio poco conosciuto con parole nuove, descrizioni nuove, immagini nuove, grazie appunto anche alle fotografie di Cesare Gerolimetto, e ecco, lasciare nuovi sguardi appunto a chi lo attraversa.